Montenars. È rimasta isolata per giorni a causa delle frane che ostruivano la strada. I primi soccorritori si sono trovati di fronte a un paese quasi completamente distrutto e 32 morti da seppellire. Al posto di una ridente località di mezza montagna c'è ora un cumulo silenzioso di rovine deserte. Tra breve, quando tutte le case devastate saranno abbattute e rimosse, non rimarrà più quasi nulla. Gli abitanti di Montenars, come quelli di tutte le altre località disastrate o danneggiate, sono stati per mesi ricoverati precariamente in varie tendopoli. Delle centinaia allestite in tutta la zona terremotata, ne sono state riprese soltanto alcune, perché pur nella varietà delle collocazioni e delle soluzioni, sono tutte tristemente uguali nello squallore e nei disagi di una vita innaturale e durissima. Strada turistica della Manialia. Univa Montenars a Gemona, correndo alta sulla pianura, tra ville e giardini. Oggi è un seguito ininterrotto di macerie.